3 anni di lavoro con l'emergenza Covid di mezzo, 1 milione di euro di investimenti per un intervento di restauro che oggi restituisce in tutto il suo splendore uno dei siti monumentali più prestigiosi di Marostica, meta ambita dal turismo internazionale. Nell'ottobre del 2019 la chiusura dei locali e l'avvio del cantiere. Si rendevano necessari l'adeguamento degli impianti, la realizzazione di un ascensore e l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche un restyling degli interni e degli esterni che ha permesso, tra le altre cose, di aggiungere una terrazza al primo piano. È stato fatto un grande lavoro di riqualificazione e rivalorizzazione della parte muraria, nel senso che abbiamo riportato all'originalità dei colori, sono state tolte tutte le malte e gli intonaci che nulla avevano a che fare col colore originario del sito, sono state valorizzate, ripulite e anche sabbiate, sempre tutto in accordo con la sovrintendenza, tutte le parti in pietra, a partire dagli interni fino a passare agli esterni e anche le balconate e tutto un lavoro di sistemazione degli esterni per quanto riguarda la regimazione delle acque. Si tratta del primo stralcio di un progetto più ampio. Il secondo sarà, e speriamo di avviarlo nei primi inizi dell'anno prossimo, del nuovo parcheggio in prossimità dell'ex museo ornitologico, e il terzo stralcio, dopo il lungo dialogo con la sovrintendenza, sarà appunto o l'ascensore o la cremagliera contromontagna, comunque la soluzione meno impattante possibile, che servirà non solo il ristorante al castello o comunque il belvedere, ma servirà soprattutto a dare accessibilità ai turisti a quello che è tutto il camminamento di Ronda. Intanto è già stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento della gestione del bar e ristorante che scadrà il prossimo 26 settembre. Ci sarà una parte di bar, ci sarà una parte di ristorante. Il ristorante dovrà comunque concentrarsi su quelle che sono soprattutto i prodotti del territorio, quindi valorizzare i prodotti del territorio, e poi ci dovrà essere un'offerta coordinata anche con gli altri eventi del territorio.